Accogli fra le schiere dei beati il nostro fratello Ernesto e liberalo dai suoi peccati. Onesto e generoso lavoratore, abbassa un poco l'organo, per favore. Esempio di padre e di uomo, sempre pronto al sorriso e al perdono, marito affettuoso e fedele. Peppino, accendi le candele. Seguace fervente di Cristo, anche se in chiesa non si è mai visto, il cielo nella sua bontà infinita l'ha voluto premiare e l'ha chiamato a miglior vita, a miglior vita, a miglior vita, a miglior vita, a miglior vita. A miglior vita cazzo, ancora non è detto. Ho fatto la domanda al purgatorio, ma siamo 7.000, i posti sono 8 per aspirante spirito precario. Vi chiederete cosa mi è successo? La buccia di banana per le scale, buttata lì da un'incivile fessa. Per sicurezza vado all'ospedale. Non era niente, un'escoriazione. Mia moglie disse: fai gli accertamenti che con i soldi dell'assicurazione io mi rimetto a posto tutti i denti e il resto lo spendiamo in silicone. Ernesto, silicone. Mo fanno dei lavori sopraffini. Puoi farmi fare pure una composizione, davanti la Parietti e dietro la Marini. Sentendo la Marini e la Parietti, miracolosamente avvenne che si alzò nel cielo un coro di angioletti. Non succedeva dal 93. Fui trasferito in clinica privata, specializzata in plastica e trapianto, dal professor Antonio Lamazzata dell'University Center di Toronto. Mia moglie mi diceva: fai il malato, che tanto paga l'assicurazione. 18 volte a me mi hanno operato di gastrocardio, epato, cerebro, prostatico, nasale, disfunzione. Tanto che per non perdere più tempo, dal cranio fino all'alluce del piede, mi hanno cucito una chiusura lampo e mi hanno detto: tanto non si vede. Io del primario ormai ero il pupillo, l'assicurazione andava per le lunghe. Mia moglie mi diceva: stai tranquillo, e quello mi operava anche alle unghie. E andava avanti con gli esperimenti, in nome del progresso e delle scienze. Me lo sognavo col bisturi fra i denti che mi sembrava il mostro di Firenze. Ma in fondo era molto umano, come un padre, no, come uno zio. Un uomo duro ma con il cuore in mano. Peccato che quel cuore era sempre il mio. E forse è stato per il troppo affetto che un giorno questo nobile primario, prendendomi in disparte, lui mi ha detto: vuoi fare il donatore volontario? Un rene, prendi 15 milioni. La milza, c'è grandissima richiesta. Un testicolo, se è buono, vale oro. Un occhio costa un occhio della testa. A pezzo mi ha venduto tutto. Io mi sentivo sempre più leggero, tanto che adesso sono un corpo astratto e in questa cassa c'è soltanto il mio pensiero. Poi mi ha pagato l'assicurazione, 223 milioni esatti. Mia moglie ha speso tutto in silicone e finalmente non c'ha più difetti. Che bella donna è diventata adesso, e forse è questo l'unico rimpianto. Ho fatto l'amore sempre con un cesso e mo che sono morto, guardala che schianto. Labbra carnose, gambe a trampoliere, pelle di pesca e seno statuario. Ma sulla chiappa destra del sedere che vedo? La mano del primario.